Lo scorso 28 giugno abbiamo pubblicato i primi 2 bandi, abbiamo già oggi un elemento di novità. Possiamo aumentare dell'11% la dotazione di risorse, per cui il bando per gli agriturismi passa a 462.000 da 420.000 e il bando per l'avvio di attività extraagricole passa a 572.000 euro rispetto ai 516.000 originari. Ecco, oggi vogliamo in particolare comunicare le importanti novità di questo bando per l'avvio di attività extraagricole. Allora, per la prima volta viene dato un premio insediamento di 12.000 euro anche per attività diverse da quelle agricole. Rientrano tutte le attività in campo commerciale, artigianale, di servizi non a valenza turistica, perché la logica è servizi per la qualità della vita dei residenti e contrastare in questo modo lo spopolamento. Vengono finanziate per la prima volta anche attività professionali, se fatte in forma di impresa, come quella di architetto, di ingegnere, di studio medico e quindi attività professionali varie. E poi un premio forfettario, quindi non servono preventivi, il premio viene dato semplicemente se si apre entro 6 mesi l'impresa e si ottiene la partita IVA, oppure se è stata aperta dall'inizio di quest'anno. E ulteriore elemento di novità: può partecipare a questo bando anche la persona fisica, chi ha un'idea di impresa. Semplicemente dovrà allegare alla domanda di aiuto una relazione illustrativa, anzi la persona fisica prende 10 punti in più rispetto all'impresa già costituita. Quindi vogliamo proprio insistere, perché pensiamo sia un'opportunità molto importante per i 22 comuni del GAL, anche per i tanti giovani che vogliono intraprendere delle attività, e quindi così continuate a guardare il nostro sito e a prendere appuntamento presso il nostro ufficio qui di Solighetto, perché pensiamo sia una grande occasione da cogliere. I bandi scadono il 28 di ottobre, quindi c'è anche ampio tempo disponibile ancora per presentare le domande.